Siamo con Edo Granel dopo il risultato di 7-5 per il Correggio in casa Roller, partita equilibratissima, prima da un lato poi dall'altro, un'emozione per tutti i tifosi dell'Hockey. Penso che ti abbia emozionato anche te dalla panchina una partita così. Sì, certo, è stata una partita veramente pazza perché bueno, sempre giochiamo fino all'ultimo, però come era messa 5-2 si vedeva difficile in realtà, però siamo riusciti a dimostrare che vogliamo lottare fino alla fine e siamo stati capaci di girare la partita. Sì, e sul 5-2 come sei riuscito a darla a carica? Perché il Correggio ha animatamente alzato i ritmi e portando subito sul risultato 5-3, 5-4, 5-5. Cosa hai detto ai tuoi per dargli questo ritmo? Come li hai incoraggiati? Boh, alla fine quando manca poco tempo abbiamo alzato un po' la difesa, essere un po' più aggressivi e giocare, non allargare tanto i possessi, cercare più la porta. Alla fine Christian Coco ha già fatto delle parate impossibili e alla fine è entrato la pallina e abbiamo riuscito a aprire la porta e dopo hanno iniziato a entrare i gol, che è sembrato quasi quasi facile questi 2 minuti, però è stata una bella partita. Un Correggio che consolida il secondo posto in classifica, quindi mi viene da pensare un Correggio che punta alla 1, giusto? Boh, ci proviamo, sì. Abbiamo iniziato già con l'idea questa di essere tra i primi 4 e quello l'abbiamo fatto già, di lottare nel playoff e dopo vediamo perché dopo sarà molto difficile. Bene, allora un in bocca al lupo al Correggio e a Mister Granelli. Creppi, grazie a voi.